Manca poco alla, diciamo, presentazione del bilancio regionale. È stato posto un problema proprio alla Presidenza del Consiglio che riguarda il territorio del Delta del Po, con particolare riguardo alla sicurezza di quel territorio, su uno specifico problema, ponendo l'accento su un punto preciso, e cioè il fenomeno della subsidenza ha causato un abbassamento del livello del suolo che va dai 3 ai 4 metri. Questo ha provocato nel tempo un maggior onere a carico di quelle popolazioni e delle istituzioni locali, che viene sostenuto ogni anno. Una legge statale ripagava di quei danni tramite le regioni quel territorio. Da diversi anni a questa parte, da 4 anni in particolare, le leggi nazionali non sono più state finanziate, la regione non mette più un centesimo, ora quella regione è penalizzata. Le politiche regionali devono riguardare anche il riequilibrio dei territori, devono cercare di mettere tutti sullo stesso piano, tutti i territori hanno pari dignità, e da questo punto di vista deve esserci un approccio diverso. Non si chiede un contributo diciamo in più degli altri, si chiede di avere quanto gli altri, per cui questi costi che vengono sostenuti perché un territorio sotto il livello del mare e quando i fiumi fra l'altro sono pensili eccetera, vuol dire che ci sono maggiori oneri per quanto riguarda il sistema idraulico della bonifica, e parliamo di milioni che vengono sostenuti ogni anno, per cui da questo punto di vista si chiede di avere quanto gli altri territori, di essere messo al pari, per cui l'approccio deve essere quello che le politiche della regione devono tendere a riequilibrio in maniera tangibile e non con le chiacchiere.